Gli archivi della polizia dello Xinjiang sono una prova senza precedenti delle reti di polizia interne della regione. Dimostrano la natura carceraria dei campi di rieducazione e il coinvolgimento diretto dei massimi dirigenti cinesi nella campagna di internamento di massa. Perché è importante? I file della polizia dello Xinjiang sono un'importante raccolta di discorsi, immagini, documenti e fogli di calcolo ottenuti da terzi dalle reti riservate della polizia interna. Essi forniscono un'innovativa visione della natura e della portata della campagna segreta di Pechino per l'internamento di oltre 1 o 2 milioni di uiguri e di altri cittadini etnici nella regione nord-occidentale cinese dello Xinjiang. I file sono stati autenticati attraverso una ricerca scientifica sottoposta a revisione imparziale. Anche i team di ricerca investigativa di oltre una dozzina di media globali hanno verificato alcune parti dei dati. I documenti della polizia dello Xinjiang contengono un archivio criptato con le immagini di diverse migliaia di persone, scattate nella prima metà del 2018 presso le stazioni di polizia e i centri di detenzione della contea di Konasher, nella prefettura di Kashgar, una regione dello Xinjiang meridionale abitata prevalentemente dal popolo uiguro. Nel 2018, in queste regioni è stato ordinato di fotografare una parte consistente della popolazione come parte della raccolta di dati biometrici. Ogni nome di file di immagine contiene un indicatore di data, ora il numero di identificazione governativa della persona. I file contengono anche circa 450 fogli di calcolo della regione, che confermano l'identità delle persone ritratte. Essi rivelano che nel 2018, almeno il 12,1% di tutti gli adulti etnici della contea erano in detenzione, tra cui 2.884 persone fotografate. Tra loro ci sono 15 minori. La persona detenuta più giovane ritratta in queste immagini è una ragazza di 15 anni, mentre la più anziana è una donna di 73 anni. Il team di ricerca del WOCI, guidato dal dottor Adrian Zenz, ha analizzato e autenticato il materiale. Alcune di queste 2.884 persone sono state probabilmente fotografate prima della loro detenzione, altre probabilmente durante l'internamento. Poiché si tratta di vittime, l'intero set di 2884 immagini è reso disponibile su questo sito web nella sua forma originale. Dal 2017, il governo cinese ha detenuto oltre 1 milione di uiguri nello Xinjiang, nei cosiddetti centri professionali. In precedenza, testimoni e documenti statali trapelati avevano delineato la natura securizzata di queste strutture di rieducazione. Istruzioni dettagliate sulla sicurezza dei campi di rieducazione descrivono unità speciali di polizia che portano armi d'assalto militari e mostrano guardie che ammanettano i detenuti. I documenti includono anche discorsi schietti di importanti funzionari. Mostrano le esigenze appassionate dei leader di trattare le persone appartenenti a gruppi etnici come pericolosi criminali e di aprire prontamente il fuoco per fermare i fuggiaschi. Un documento di ricerca sul lavoro forzato nella raccolta del cotone nello Xinjiang, del dottore Adrian Zenz, ricercatore esperto di studi sulla Cina, rivela nuove prove del lavoro forzato sistematico sponsorizzato dallo Stato nella raccolta del cotone nella regione autonoma uigura dello Xinjiang in Cina. La strategia del lavoro dello Xinjiang si è evoluta come parte di una più ampia iniziativa per gestire le eccedenze di manodopera in tutta la Cina, ma si è intensificata nel quadro coloniale unico della regione. Dal 2014 la disoccupazione uigura è stata sempre più considerata attraverso la lente dell'estremismo, e i trasferimenti di manodopera sono diventati uno strumento per promuovere la stabilità sociale e la sicurezza nazionale.
L'escalation della coercizione dei trasferimenti di manodopera tra il 2017 e il 2019 ha coinciso con un picco di detenzioni di massa, mentre Pechino enfatizzava gli obiettivi di riduzione della povertà. Nel 2021, il passaggio dello Xinjiang a un modello di lavoro più permanente e istituzionalizzato ha aumentato il potenziale di coercizione prolungata. Questa ricerca rivela la complessità e la natura radicata del programma di trasferimento di manodopera dello Xinjiang, sottolineando la necessità di una comprensione più approfondita dei suoi meccanismi coercitivi e delle implicazioni a lungo termine. The dark night full of fear, caught one by one behind concentration camps, barbed wire news. Over a night we lost everything we loved, unbearable torture, humiliated daily, boundless cruelty, on the road to death. We need help from the world, we need freedom, we need help from the world, we need liberty. Fully monitored every move, people thrown in jail, verbally sentenced without procedure. Child has lost its parents, family destroyed, all grief for loved ones, women are raped, one to hug them in the dark night of fear. We need help from the world, we need freedom, we need help from the world, we need liberty. This is the means to exterminate us. This is the CCP's genocide's plan. We need freedom. We need liberty. We need help from the world. We need freedom. We need help from the world. We need liberty. We need help from the world. We need freedom. We need help from the world. We need liberty. Tre milioni di uiguri sono detenuti nei campi di concentramento. I bambini vengono allontanati dalle loro famiglie e portati in un campo per bambini e assimilati con la forza. Fermiamo il genocidio uiguro.